nostro graditissimo ospite è con noi Faustino Lorenzetto, appassionato di tradizioni. Eccolo qua il nostro Faustino, vediamo se è collegata anche Alessandra Sartoretto. Poi vediamo, eccola qua, buongiorno, grazie Alessandra, grazie Sindaco, il grande Sindaco, un Sindaco, una Sindaca con una grande sensibilità, e mi fa molto piacere di averla ancora ospite, perché abbiamo bisogno di capire cosa sta succedendo nei comuni, cosa sta succedendo a questi ragazzi che molti, ma non tantissimi, molti dico io, stanno alzando l'asticella perché nessuno li ferma, la politica non interviene, queste associazioni che ho anche qui presente, Sindaco, stanno cercando di fare di tutto e di più, vero Presidente? Eppure Presidente Favaro l'ha detto chiaramente, è un problema queste leggi che ci sono, ma vengono applicati con forme, non sempre, qualche volta, e non ne andiamo più fuori perché poi l'unico riferimento rimane il Sindaco. Dove vai a bussare la porta? Dal Sindaco. Allora, com'è la situazione? Ecco, la ringrazio Sindaco Sartoretto. Beh, allora, per quanto ci riguarda, devo dire che la situazione non è proprio particolarmente preoccupante, ma io mi riferisco solo al mio territorio, al territorio del nostro piccolo comune, quindi siamo solo 4.200 abitanti, quindi il territorio è piuttosto piccolo, la popolazione non è poi così numerosa, quindi riusciamo in qualche maniera in questo momento a tenere sotto controllo quella che è la situazione, però è allarmante, sono allarmanti i segnali che arrivano dal territorio, dal circondario, quindi situazioni che segnalano sicuramente un disagio giovanile che non è da sottovalutare, soprattutto in quei segnali in cui vediamo queste esplosioni, direi, di violenza fra ragazzi, fra coetanei, che non hanno una motivazione, ma al di là del fatto che la violenza non ha mai una motivazione, però si fa fatica a capire perché comunque si arrivi a queste situazioni, a questo tipo di disagio in un'epoca in cui, se vogliamo proprio dirla tutta, i ragazzi hanno tutto. Quindi dal punto di vista materiale sicuramente a loro non manca nulla, dal punto di vista dei servizi possiamo dire che guardandosi nel territorio possono trovare comunque risposte. Quindi è veramente preoccupante questa situazione, soprattutto perché non capiamo da dove arriva. Ecco, quindi questo basta leggere i quotidiani, anche quello di questa mattina riportava sul territorio vicino a noi, nel San Donatese, il fermo di un ragazzo che viaggiava tranquillamente sul suo monopattino, ma portava con sé un'arma bianca, e quindi questo perché dichiarato perché per difendersi, ma difendersi da cosa, ci chiediamo. Quindi effettivamente questa situazione è molto preoccupante. Però, Sindaco Sartoretto, è anche vero che noi ieri abbiamo visto dei sindaci che si sono riuniti, sindaco di Meduna, sindaco di Cessalto, altri sindaci, per la sicurezza dei loro cittadini, facendo loro le ronde. C'è un problema di furti che dilaga, sono bande che arrivano dall'est quasi sempre, molto pericolose, e forse questi sindaci hanno capito che il controllo del vicinato lo devono fare anche loro, perché sono loro responsabili della salute dei loro cittadini. Però mi sembra che in fatto di sicurezza, Sindaco, non ci siamo proprio, perché prima si diceva la sinistra è troppo buonista, adesso abbiamo una destra, però mi sembra che le cose non migliorano, perché si fa fatica ad applicare le leggi, si fa fatica a fermare queste bande dell'est, perché a mio avviso c'è troppa attenzione su quelli che arrivano coi barconi, che non hanno neanche gli occhi da piangere, senza invece vedere la realtà che preoccupa, che sono queste bande che arrivano, un'ora e mezza poi ti rovesciano il paese, se ne tornano a casa tranquillamente, nel silenzio di tutti, perché non si interviene, non si vuole intervenire con questi ragazzi, con questi cosiddetti bulli, addirittura la giornata del bullo, io non so
non so se è proprio il caso di parlare di questo e se non sia il caso invece di investire sulla famiglia, investire nella scuola. Abbiamo sentito anche prima il professor Minello, scuole che non sono a norma, barriere architettoniche non ne parliamo, poi si fanno manifestazioni che non servono a niente per la visibilità di qualcuno. Allora, Sindaco, non pensa che forse lei fa parte di un partito importante, anche che è il governo, mi sembra della Lega, o sbaglio? No, Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, ecco, fatto comunque sempre destra. Ecco, cosa pensate voi sindaci che siete in prima linea anche di interloquire, perché il cammino è troppo pericoloso anche per voi se non investite, le famiglie vengono da voi, è l'unico punto di riferimento che hanno, sanno che se fermano il sindaco per la strada si ferma, sanno che se bussano alla sua porta risponde in qualche maniera, ma avete la coperta cortissima? Come fate? Abbiamo visto che cercano di fare squadra tra di loro per cercare di andare avanti, ma come si fa ad avere un paese due vigili? No, io mi domando se questi noi, siccome mi dicono dai i numeri, no, i numeri li diamo noi ormai, ma come si fa un paese ad avere due vigili, avere uno, se c'è avere questo posto di polizia o di carabinieri, cioè per quanto piccolo, ma la sicurezza è una cosa delicata. Prego, Sindaco. Sì, no, effettivamente è una cosa assolutamente delicata e dovremmo tutti investire di più in sicurezza. Il problema, ad esempio, del sottorganico rispetto a quella che è la polizia locale nei vari comuni, questo è un problema abbastanza diffuso. Diciamo, nel nostro comune, devo dire, siamo anche fortunati rispetto al resto perché abbiamo un vigile ogni 2000 abitanti e le assicuro che è una media anche alta rispetto agli altri comuni anche vicini, però chiaramente con due vigili poco si fa e allora si creano le convenzioni con i comuni vicini, così come ce l'abbiamo noi con i comuni di Meolo, Roncade e Quarto d'Altino, per mettere in comune, per condividere le risorse umane oltre che le attrezzature. Però questo comunque tampona fino ad un certo punto. Rispetto alla sicurezza ci sarebbe bisogno veramente di un numero di persone sul territorio molto più elevato, perché i cittadini chiedono questo, i cittadini hanno bisogno di sentirsi più sicuri al di là di quelli che sono i dati rispetto ai fatti, agli eventi che succedono nel territorio, quindi hanno bisogno di una percezione della sicurezza maggiore e bisogna dire che la percezione maggiore la si ha nel momento in cui ci vediamo attorniati o vediamo sul territorio un numero maggiore di forze dell'ordine, siano essi la polizia locale piuttosto che i carabinieri o altro, quindi questo sicuramente. E bisognerebbe investire, in quanto ai comuni effettivamente ci troviamo tutti in difficoltà perché le risorse che arrivano sono sempre minori. Anche quest'anno abbiamo avuto comunicazione di un nuovo taglio ai trasferimenti e questo chiaramente poi si riflette su tutte quelle che sono le attività che il comune deve portare avanti, compresa anche la sicurezza. E allora nascono i comitati del controllo di vicinato, ce l'abbiamo anche noi, che in qualche maniera cercano di dare una mano perché poco possono fare attivamente, anche perché rischiano poi di correre anche dei pericoli, però possono attivarsi per un supporto nei confronti delle istituzioni e delle forze dell'ordine per un controllo, per segnalazioni che effettivamente spesso ci sono e sono anche ben motivate, ben fondate e danno un concreto supporto alle forze dell'ordine per riuscire a risalire a persone non perfettamente limpide e trasparenti nel loro operato, e quindi questo sicuramente è un aiuto di cui noi ci avvaliamo e ringraziamo i cittadini di questo supporto che ci danno. A breve, ad esempio, noi avremo La in fermo paese un secondo, se no mi cade la linea. Sì. Abbiamo Luciano da Ceggia, poi riprendiamo. Sindaco, vai Luciano. Sì, buongiorno. Intanto volevo ringraziarti per la trasmissione che stai facendo. Grazie. Volevo dire appunto che prima avevi accennato di parlare di sostituire i nomi delle persone disabili o quant'altro che hanno delle problematiche. Il fatto è che io ho una moglie che ha 36 anni, che è ammalata mentale, operata a 2 tumori e dall'ultimo vaccino Covid è allettata, mangia con la PEG.
io vorrei invece dire di mantenere questo nome, perché le persone hanno diritto di avere un altro nome per essere ricordate di più. Perché noi abbiamo bisogno, io ho la moglie, è allattata da 3 anni, e devo fargli di tutto, sono solo io che faccio questa cosa, perché le case di riposo costano troppo. L'aiuto che l'assistente sociale mi chiede, sì, che ho chiesto per vedere in che possibilità potevo fare, mi dice ha un conto corrente, adesso sono in pensione, però lavoravo, ho un conto corrente, ha una casa sua, prima mangi quello, dopo vediamo cosa posso fare. Cioè, ci troviamo in un mondo veramente che fa schifo. Come si chiama tua moglie, Luciano? De Toffol Maria Rosa. Maria Rosa. Allora, permettimi intanto di salutare Maria Rosa come donna, come persona. Mentali, E non metto l'etichetta, perché sono sicura che se Maria Rosa riesce a capire, io non penso che lei avrebbe tanto piacere di essere ricordata come disabile, ma come Maria Rosa, per quello che ha fatto, per quello che ha cercato anche di seminare, e il ricordo deve essere di Maria Rosa. Vedi, l'etichetta che chiedi tu è quella che ci ferma, perché questa parola dà molto fastidio, se no avrebbero investito, qualcuno avrebbe investito, se questa parola fosse entrata nei loro cuori. Allora magari Maria Rosa entra di più nel cuore. Maria Rosa, senti che bel nome, che non disabile, che non diversamente agile o handicappata, mongoloide una volta, no, li diciamo tutti i nomi perché sono questi i nomi che usava fin da bambini, e ancora adesso noi quando li vediamo, l'ha detto anche prima Vanna, down. Perché? Perché questa è l'etichetta che abbiamo dato e per noi viene normale, mentre loro vorrebbero essere chiamati per nome. Quando lavorano sono meravigliosi, anzi lavorano meglio degli altri, guai se li vai ad aiutare, mamma mia, lasciami stare. Faustino, cosa vuoi dire? Vedo che condividi quello che dico, poi sentiamo anche la nostra Silvia. Praticamente seguiamo staccata la realtà, adesso queste bande, siamo lì a pagare il passato, non stiamo a farci chiaramente che vuoi provvedimenti, tutto quello che serve, però è un vuoto culturale che parte dalla famiglia. Cioè adesso se veniva una signora mi ha detto noi giovani, la mia generazione, non conosciamo il passato, non conosciamo i mestieri, voglio venire, se mi dà disponibilità, voglio venire a imparare a fare i mestieri di una volta, che questa si è laureata in scienze naturali. Io telefonavo a mia cugina, ho detto mi pare di essere Gesù nel Tempio, ho detto che se io faccio le scuole dei dottori. Questo adesso anche, se dopo si vedono anche i filmati, sono io cercare con tanta fatica di accomunare giovani di diverse età, li porto sull'osi, facciamo questo lavoro, anche questa. Allora fermo, allora Faustino arriva sempre, non da solo, ma non dice niente a Mirella che vive in Do, e lui arriva sempre con un'altra persona che meno so. Perciò Giacomo che è qua seduto, dopo vedremo se è la terza parte, ma Faustino mandiamo casa, ma facciamo entrare Giacomo. E Faustino arriva in due, perché arriva in due? Perché Faustino sa che alla Mirella piacciono tanto i giovani, lasciarli parlare, ascoltare, capire cosa vorrebbero, cosa stanno seminando, quanto importanti sono per loro le tradizioni, i valori, perché dobbiamo ascoltare anche loro. Ma Faustino non mi dice niente, dopo mica da crearmi un mondo a parte. Vai Faustino. Però guarda che è un feeling tra mieti, perché un giorno devo pensare, ho detto, Madonna, ho detto a Mirella, sarà buona chiamarmi ti giorni per andare. Il giorno dopo la signora mi ha telefonato, una roba proprio. E io ho detto a Giacomo, vieni che ti verso una strada. Cos'è? Abbiamo Sandra da Padova, poi continuiamo. Vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Ecco. Io dico una cosa. Purtroppo Mirella, tutti gli aggettivi che si davano, mongoloide,
fa parte di una cultura anche l'ignoranza, perché cosa vuoi, una persona che adesso magari ha 95 anni continua a dire i mongoloidi perché era il linguaggio comune, cioè non bisogna neanche metterli al muro poverini, perché è una cultura vecchia. Io sono d'accordo con te che bisogna chiamarli per nome, perché sono persone. Io ho qua al centro proprio i down, come dicevi te, e io li vedo sempre, anzi sono gentilissimi, addirittura uno ha fatto un liceo scientifico, cioè voglio dire, arrivano a fare delle cose che l'essere normale, diciamo, come posso essere io, te o qualsiasi altro, non riuscirei neanche a fare, o forse fanno fatica anche i ragazzi. Poi volevo dire un'altra cosa, per quanto riguarda la sicurezza, Mirella, io lunedì verso le 7 mi sono ricordata che mi ero dimenticata di prendere una roba al supermercato in Largo Europa. Io sono a 200 metri, dunque faccio presto, e sono scesa e sono andata al supermercato. Siccome anche il piano interrato io ero sotto, quando sono venuta su, che era la chiusura, loro chiudono le porte, quelli che sono dentro un piano alla volta li fanno uscire. Mirella, una scena allucinante. Tunisini, marocchini, egiziani, non lo so, si sono presi a bottigliate. Allora, siccome c'è un ragazzo che è alto 1,90 e passa, che è ben messo, ha aperto la porta e ha detto: guardate che chiamo i carabinieri. Sai cosa gli hanno risposto? A noi dei carabinieri non ce ne frega proprio niente. Allora, Mirella, siamo stati chiusi dentro, io ho chiamato mio marito, quando è arrivata la polizia sono stati portati via, non lo so, e lui è venuto a prendermi. Allora, in certe situazioni, Mirella, saranno dei casi, però succedono spesso, io li vedo abitando in centro, ma non è solo, è dappertutto. Allora è chiaro che la gente ha paura, Mirella. Come ti ho già detto un'altra volta, io esco, riesco ad uscire a fare la passeggiata, andarmi a fare la spesa, a prendere il caffè, parlare con sti giovani, perché li conosco tutti, commessi, impiegate. Cioè, io ho detto, quando non ci sarò più, invece di fare i funerali, mettete i soldi in beneficenza. Devo toglierti la parola perché sennò non ce la faccio. Comunque sei stata chiara, ti ringrazio questa testimonianza. Vedi, anche tu, Sandra, hai detto il marocchino, hai detto ecco l'etichetta che arriva, il colore della pelle, il colore scuro, non hai parlato di persone, perché siamo così, e non sono solo i novantenni che adoperano queste parole, sono anche i nostri ragazzi, perché io li sento. Il mio amico è down, il mio amico è disabile e il mio amico ha questo, cioè l'etichetta. Silvia, Presidente, cosa dice? Ecco, come commenta queste telefonate, quello che ha detto Lorenzetto, la sindaca Sartoretto? Mi aggancio all'aspetto della disabilità, portando il mio esempio personale. Prima di tutto quello che è accaduto ero una persona normodotata. È accaduto un fatto e da normodotata sono con disabilità, ho delle disabilità visibili. Questa cosa non è stata facile da accogliere, da accettare e da portare avanti nella mia vita. E tuttora combatto con questa cosa perché non è più come prima, è unica. E a me piace portare avanti questa cosa qua. Cioè, io sono unica, come lo sei tu, come lo è Faustino, quindi come persona sono unica in quello che sono adesso. Tutti noi abbiamo i nostri talenti, le nostre debolezze e questa cosa qui che tante volte cado, come tutti, mi fermo, ascolto quello che sono stata e quello che posso essere, quindi con questa unicità che cerco di portare avanti nel mio piccolo e nel nostro piccolo possiamo fare tanto. Il pregiudizio è innato in noi, siamo questo. È uscire dal nostro cortile e quindi rimettere in discussione le nostre capacità, capire che c'è anche una realtà di detenzione proprio fuori dalle nostre porte di casa, che non è detto che insomma dobbiamo accogliere tutti quanti, però sapere che c'è, sapere che può capitare a tutti, io auguro ogni bene a tutti, assolutamente, però l'errore è dietro l'angolo, non si può sapere cosa può accadere oggi o domani. Quindi insomma terrei un attimino i piedi per terra e cercherei di fare un attimino un passo di umiltà.
grande. Ecco. Per quanto riguarda il fatto che ci sono ragazzi che girano col coltellino, sì, lo sappiamo bene, c'è paura e c'è anche la violenza è un modo per identificarsi, per far valere che io ci sono, che posso fare, perché io sono in grado di fare questa cosa, perché voglio farmi vedere che lo posso fare come i grandi. Quindi è un meccanismo educativo veramente tanto delicato e profondo, è radicale, cioè dovremmo un attimino rivedere, secondo me. Io non sono genitore, incontro i ragazzi, ascolto le testimonianze dei volontari che fanno testimonianze, è difficile, è tanto difficile. Perché per farsi ascoltare la violenza è il modo più veloce, subito. E quindi... Ma anche perché fino adesso queste persone che aiuto hanno avuto? Là è il problema. Perché io dico sempre, Presidente, lo dico anche al Sindaco Sartoretto, che io non devo essere fortunato ad avere quella scuola, quell'insegnante. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto. Imparare, conoscere, essere educato, essere gentile, e chi me lo può insegnare? Allora io non ho la fortuna di avere questi genitori, perché sfortunatamente sono nato su una famiglia diversamente agile, come li chiamo io. E se non ho la fortuna di entrare su quella scuola, come faccio io a sentire un professore qui ospite, Silvia, che io vorrei avere sempre quel professore, averlo su tutte le scuole, che dice: noi insegnanti quando entriamo in classe siamo come sul Monte Bianco, abbiamo una visione davanti e in quel momento noi vediamo tutto, vediamo chi ha paura, chi è sopra le righe, chi si sta muovendo in maniera sbagliata, che c'è qualcosa che non va, basta guardarli. Il problema è che non li guardiamo più, perché forse non c'è più quella passione di fare l'insegnante che c'era una volta, per tanti motivi magari si è persa. Ma tu quando entri in classe devi avere la passione di essere insegnante, perché questi ragazzi ti stanno guardando. Questi ragazzi, scusate ma sto aspettando una telefonata importante ogni tanto. Questi ragazzi ti stanno ascoltando e tu devi essere presente, devi entrare, devi intrigarli, devi commuoverli nella lezione. E non vedo questo, ha detto Mirella, non lo vedo. Un insegnante avrà avuto il coraggio di dirlo, Presidente, non lo so, però questa è la verità. Perché quando io trovo queste ragazzine sotto la loggia dei Cavalieri di 14 anni, strafatte, appena uscite da scuola, e solo io mi fermo perché tutti hanno paura, e queste ragazze sono anche violente, perché non ci sono con la testa, non è colpa loro, la droga beve il cervello, e mi insultano, ma io non mollo, rimango là, e dico: adesso chiamo chi di dovere, io vi fermerò, ma chi sei tu? Ma pensa ai fatti tuoi, per non dire perché hanno un linguaggio che è terribile, ma chi se ne frega del linguaggio, tanto so che non sono loro che parlano, però la paura di intervenire. Ma sono 3 ragazzine, ma come faccio ad aver paura di 3 ragazzine strafatte? Eppure la paura, il disagio, perché c'erano tante persone che passavano, anzi mi guardavano come dire mamma mia, e invece non deve essere così, non deve essere. Allora io mi domando, ma dove studiavano queste ragazze? Su quale scuola? Possibile che nessuno si sia accorta? Perché non penso, Silvia, che al mattino fossero così belle, non penso, visto in che condizioni erano. Ecco Faustino, quello che dici tu, ecco, il voler vedere, il voler essere curioso, capire, intrigarli, tu stai facendo questo con i giovani? Adesso come associazione Monsignor Dognana arriva questa ragazza che già, perché praticamente mentalità aperta e accetto tutte le novità che entra. Stiamo creando un gruppo sfruttando le tecnologie praticamente e qua adesso siamo tutti quanti, dai bambini, dai ragazzini a quei più adulti, per cercare di creare, fa un gruppo che vuol dire magari che trovarsi una volta al mese a fare 4 ciacque, oppure abbiamo sta oggi che è un ambiente a fine del mondo e ora facciamo se troviamo per fare pulizia, se troviamo per fare queste robe qua. E adesso, da aver tirato via tutte che robe sotto campi, le robe tirate via quasi meglio. Qui ragazzi? No, sono partito da solo, ho cavato il questo e la pignata.
E adesso che sei Nicola, che sei venuto qua, che ti va conosciuto, facciamo questo, facciamo quello. E sei che appassionato, che ho aperto gli occhi, perché non sei che sia il mago che fa così e tutti che correte io. Perché del resto, se no, fin adesso erano abituati che sì, guarda, aspetta che vengono, qualche centinaio di persone. E tra l'altro sono ottimista e mi dice arrivo da qua 2 settimane e per 15 giorni sono contento, so che ne arriverà, ma intanto però creare comunità, stare insieme, come ne vuole, discutiamo, facciamo baruffa, e da 7 anni e cerchiamo di parlare e lui recepisce, o quello con la scuola, e torna a casa, no, la maestra mi ha spiegato dei bambini ebrei che ha spiegato Shoaf. Una maestra delle prime elementari, ragazzi, qui siete a portarla non so dove, e gli ha spiegato con dettaglio dei fatti veri, non che raccontava. E quindi fai i complimenti alla tua maestra. A Santa Cristina, una scuola di periferia, una scuola emarginata. Ma che emarginata? Che ha fatto una recita che neanche l'Antoniano non riesce a fare. A passione delle persone, perché Mirella, se la maestra non ha passione, non ha. Appunto. Allora andiamo a vedere queste immagini più audio, la mangiatoia delle cince. Andiamo a vedere. Sentite discorsi profondi. Questi sono semi di girasole. Hai capito? Nonno, tu conosci tutto. Insomma abbastanza. Per cince, frosoni, diverse specie di uccelli. Invitiamo tutti i bambini di Santa Cristina, Quinto, Morgano, fare una passeggiata, vedere fin qua, portare un po' di semi. E quelli della mia scuola? Non ho capito. Quelli della mia scuola? Anche quelli della tua scuola? Forte, brucchetto! Cosa hai trovato? Un brucchetto? Sì, credo sia morto. Dal freddo. Ogni anno a gennaio, a febbraio, l'acqua finita. Sindaco Sartoretto, eppure abbiamo un territorio meraviglioso, fantastico, con dei percorsi anche per questi ragazzi che sono vicino all'ambiente, basta vedere, sono loro che manifestano per l'ambiente, io non vedo i diversamente giovani, sono loro che chiedono un futuro più green. Quanto è importante anche per un sindaco far conoscere il territorio? Ad esempio anche a lei chiedo, ecco, le origini del nome Fossalta, perché Fossalta di Piave? Allora, qua ci sono delle versioni anche un po' contrastanti, Fossalta, Fovea Alta, arriva da questo nome il nostro paese. Sembra fosse su una sorta di letto di un fiume che originariamente passasse di qua, però ci sono versioni che sono contrastanti l'una dall'altra. In ogni caso noi sappiamo che il nostro territorio per alcuni tratti è al di sotto del livello del mare in alcuni punti. Poi nel tempo, nella storia, ricordiamo che nel centro del nostro paese arrivava un canale, la Fossetta, che veniva utilizzato per i trasporti verso Venezia. C'è chi dice che fosse usato per i trasporti del pane verso la città, e quindi comunque un paese nato intorno ad un'attività commerciale, quindi intorno ad un corso d'acqua. Tuttora noi abbiamo il nostro Piave che ci lambisce e che quindi ci dà, rispetto al valore del territorio che diceva prima, veramente un valore aggiunto, perché lungo il tratto, diciamo, che costeggia il nostro paese è uno dei più belli dal punto di vista anche della vegetazione, della biodiversità del nostro territorio. Quindi è un percorso, un tratto sicuramente da valorizzare con i nostri giovani, con i nostri ragazzi, per agganciarci ai discorsi che facevamo prima, perché è un sistema, è un metodo anche educativo, no, per loro, per riportarli alle cose belle, alla nostra storia, alla natura. Veramente ne vale la pena. Nel nostro territorio poi ci sono anche delle belle piste ciclabili che costeggiano il Piave, sia
sul lato destro che sul lato sinistro, e che addirittura da noi arrivano fino al mare, quindi un percorso anche naturalistico veramente degno di nota e che vale la pena di far conoscere e di portare a frequentare anche i ragazzi, perché riescano a ritrovare un qualcosa che li gratifichi, che li distragga da quelle che sono quelle situazioni che vediamo. Prego. Ma allora, visto che abbiamo questo territorio, e come dice Faustino Lorenzetto, che sei eroe, che sei l'erba, che sei tanti lavori da fare, perché non impiegare questi ragazzi con i quali parla magari Silvia? Perché io sono convinta che del buono c'è dappertutto, basta tirarglielo fuori. Ecco, se lei, sindaco, Silvia, dicesse vengo là con una bella squadra di questi ragazzi ecco, a conoscere questo territorio, anche a metterci del loro per far bello questo territorio, come li accoglierebbe? Sicuramente sono iniziative e situazioni lodevoli, meritano attenzione, meritano di essere condivise e avvallate, come ad esempio da noi succede in maniera abbastanza sistematica che ci sia l'associazione degli scout che così lavora per i ragazzi del paese e che in maniera sistematica più volte l'anno si ritrova, organizza dei campi piuttosto che delle attività ricreative. Sindaco, io voglio parare da un'altra parte, voglio parare con quelli che dovrebbero avere questa possibilità di recupero e ci dimentichiamo di loro, certo. Perché io capisco che gli scout sono i normodotati, li chiamiamo così, no, sono normodotati, ma abbiamo tante associazioni. Ma andiamo a vedere le fragilità, come riuscire anche a far capire loro che quando uscirai da questo percorso che devi fare, qualcuno può tenderti la mano perché conosci, perché hai avuto dei contatti. Vogliamo forse avere una visione un po' più ampia, sindaco? Beh, ma nessuno dice di no, assolutamente. Nel momento in cui dovesse arrivare una richiesta, sicuramente viene vagliata e viene attenzionata nei dovuti modi. Ma qua la voglio, sindaco, perché siamo sempre dalla parte politica adesso, ma la politica mi deve permettere di fare questo, invece mi mette tanti paletti davanti: trasporto, assicurazione, sicurezza. Silvia, non è così facile far uscire questi ragazzi. Prego, Presidente. Assolutamente no. A livello tecnico è molto delicata la cosa, però non è assolutamente facile, anzi c'è tutta una rete che va all'aspetto giudiziale, gli assistenti sociali, l'UEPE, gli educatori, insomma c'è una rete che va ben strutturata. Con l'esterno si può pensare di fare qualcosa, adesso io non sono competente in materia, lo ammetto, si può pensare più che volentieri di poter aprire queste strade, sicuramente, perché l'attività di cui parlava Faustino è una cosa veramente meravigliosa, rivalutare il lavoro anche di un tempo, o reinserire comunque il ragazzo e magari far vedere che ci sono delle doti che uno non sa neanche di avere. Allora, sa perché Silvio ho detto questo? Perché io ho visto, quando ero a Villa Margherita, devono ancora darmi risposta al sindaco, per cortesia, se vuole anche rispondere, il sindaco Conte, questi ragazzi che dice lei, a un certo momento, siccome il parco è molto grande, ne vedo uno che abbracciava un albero, ma proprio lo abbracciava. Ho detto, Madonna, cosa sta facendo quel ragazzo là? E quando mi sono avvicinata, gli ho chiesto, hai bisogno di qualcosa? Pensavo magari che stesse male, perché hai sempre quel problema là, no? Il problema della sicurezza. Mi ha detto, mi sento libero perché sto abbracciando un albero. Mi sento libero perché finalmente riesco... Ed è andato ad abbracciare un albero, l'albero che dava fiducia, sicurezza. Faustino, cos'è l'albero? Che adesso praticamente è fatto da un ragazzo così, dice, beh, cioè, scusa, ho sbagliato, una volta dice, beh, che ragazzo, invece adesso che c'è sempre più sto contatto con la natura, è il fatto di stare in mezzo, è il fatto che i cugini di campagna che mi danno a mano sull'oasi, che sarebbe abbastanza di gente di grinta, che dice, mi quando... I cugini di campagna, è complesso? No, beh, uno canta sul coro di Alpini Treviglio, io metto in mezzo in modo... Hai tu cugini di campagna? Sì, che abita in fianco a casa. E praticamente sento che stavo bene.
cioè che se veramente ma dopo bisogna, secondo me, distinguere che poche robe che si riesce a fare, perché questo discorso delle norme te diventi matto. Mica ho cercato di fare un salto di qualità sempre con questa signora, quindi facciamo una APS, che non sapeva neanche cosa è, Associazione Promozione Sociale. E mi ha dato 50 fogli da lesa, quello che c'è il regolamento, quel finale che scrive tutto quello che abbiamo scritto non può non essere valido. E ora ho detto, ragazzi, stiamo qua in compagnia, perché APS ti metti in regola che ti puoi avere contatti con il parco, con l'amministrazione, e se questo mia che ti vuoi andare... Aspetta che vediamo altre immagini che hai mandato molto belle, questo recupero boschetto ontani, alberi, eccole qua, alberi, vai. Eccoli qua. Qua, quanti ontani? Ah, che ne è una caterva qua dentro. Verrà un bel boschetto di ontani in futuro. È una bella zona rifugio, un bel hotspot di biodiversità. A parte che lo è già, però vi aiutiamo a raggiungere cosa che trovato di interessante? E niente, in mezzo al rovetto, al boschetto aggredito dal rovetto, abbiamo trovato un platano spontaneo al manco. Ma è una pianta difficile? È abbastanza una rarità trovare un platano spontaneo, non se ne vedono in giro. Basti pensare a quanti viali alberati di platani che ci sono in giro, non ci sono tanti platani spontanei poi, ci sono solo le piante madri, a parte che tanti saranno magari anche sterilizzati. Guardate che belle queste immagini, veramente belle, complimenti Faustino Lorenzetto. Allora, cos'è la passione, ecco, per dei valori, delle tradizioni, supportare, perché sono delle classi politiche, specialmente i nostri, la Lega, mi sembra la Liga, valori, tradizioni, ma poi nel piatto lo mettono, tu ne hai diversi amici mi sembra, o sbaglio? Amico, diremmo che mi fondo soprattutto sui valori e sulle passioni. Il discorso che fa anche a bambini che mamma fa un sussulto e che dico, tu studiare, mettevi insieme e ne in politica, perché là comandè. Se no, come Faustino che da una vita e passa dal semo del villaggio, poco più, bravo, così uno decida di spostare un vanghetto, guarda, vedremo, non lo so se potremo, eccetera. Io sono stato abusato da giovane come piccolo democristiano, perché in una riunione io ho detto asilo nido per donne. E ho detto, se mi hai insegnato a servire, se c'è l'esigenza e che c'è i soldi, fermo così, apri il cielo e me ne di tutti i colori. Si stava con bene, perché da là c'è nato il gruppo sportivo Olimpo, che adesso è a 50 anni, sì che un lavoro si sta fatto. Adesso mi lo dico anche un po' in un modo eufemistico, però questa è la realtà. E dopo anche questo gruppo che sembra di fare, con rispetto, vengo se posso, ma un se posso, no? Se non me ne frega una Madonna, non mi interessa. Vengo perché siamo una festa, se non è una festa, stiamo a casa. La festa invece che ha fatto a Fossalta, questo concerto per il Vajont, andiamo a vedere. La Vergine Maria che si trovava nella chiesa di Longarone, quando ci fu il disastro, venne portata dalle acque del Piave per 100 km fino a Fossalta di Piave, dove fu trovata. Allora questo ha creato un grosso legame tra Longarone e Fossalta di Piave.
Oggi quel filo che lega Longarone a Fossalta di Piave viaggia anche su uno spartito musicale grazie all'Associazione Culturale Concentus Musicale Veneto, formata da professionisti e appassionati di musica, con un occhio speciale alla formazione dei giovani musicisti. E si inquadrano anche così, proprio alla chiesa parrocchiale di Fossalta, questo è il prossimo sabato, i primi passi del festival Il Paesaggio Musicale Contemporaneo, iniziativa che segue l'opera Vaillant Prima, durante e dopo, una tragedia italiana, promossa dall'associazione e andata in scena durante la commemorazione del 60° anniversario della tragedia. Noi fisicamente siamo in 4-5, no? Dopo ci avvaliamo di studenti, ci avvaliamo di ragazzi del conservatorio per determinare il tipo di programma che vogliamo portare a termine, insomma. Quindi coinvolgiamo più musicisti possibili proprio per questo motivo. Allora, Sindaco, intanto riusciamo anche a capire che la storia è storia, giornata della memoria, lunedì giornata del ricordo, il Vaillant, tante tragedie che ci accompagnano nel nostro percorso, e la storia va conosciuta, va capita, va ascoltata da chi anche l'ha vissuta. Già abbiamo ormai poche persone che ancora resistono, perché bisogna anche resistere con tutti i paletti che mettono a queste persone, eppure si va avanti. Prego, Sindaco. Sì, grazie delle immagini che avete proiettato, avete mandato in onda. Ecco, la chiesa che si è vista è quella in realtà di Longarone, non è la chiesa di Fossalta. Quel concerto di cui si parlava è stato presentato a Longarone e anche a Fossalta in contemporanea, a distanza di un giorno l'uno dall'altro, proprio in commemorazione del 60° anniversario di quella tragedia, che poi ha messo così in comunicazione e ha creato un filo di amicizia fra questi due comuni, fra il nostro, fra Fossalta e Longarone, proprio sulla scorta, o comunque nato dal ritrovamento della Madonnina, della Madonna di legno. È una Madonna di legno, una statua di legno molto bella, che le acque hanno portato fino a Fossalta, e che il signor Walter Zamuner, allora ventenne, ha recuperato con una tenacia e un coraggio veramente invidiabili. E qua è sempre bello ascoltare il signor Walter che ci racconta in prima persona, e qua mi riallaccio a quello che stava dicendo, quindi ascoltare la storia raccontata da chi l'ha vissuta, no? Quando il signor Walter racconta la storia del ripescaggio, del ritrovamento di questa Madonnina, che poi ha costituito l'inizio di una bellissima amicizia, di un rapporto fra questi due comuni, pur se lontani, è veramente emozionante ogni volta, anche se la si ascolta 100 volte, è sempre veramente molto emozionante. Quest'anno l'abbiamo rivissuta perché il signor Zamuner ha voluto fare un dono particolare alla parrocchia di Fossalta. Ha commissionato un quadro che ritrae la Madonna di Longarone. Sullo sfondo del quadro abbiamo la diga del Vaillant e abbiamo il Piave con le sue acque, e nella cerimonia appunto di donazione di questo quadro alla nostra parrocchia si è rievocato tutta quella che è stata la storia tragica, i tragici momenti di quell'anno del 9 ottobre del 1963, che tra l'altro caso vuole che il 9 di ottobre del 2024 la nostra comunità è stata segnata da un altro tragico evento. È stato proprio una fatalità, un caso però che fa pensare, perché il 9 di ottobre è successo quel dramma che ha coinvolto i gestori del ponte di barche che attraversa il fiume Piave all'altezza proprio di Fossalta e di Noventa di Piave, e che nella tragedia nella quale ha perso la vita appunto Gianfranco, uno dei cugini che gestiscono il ponte. E proprio lo stesso giorno, il 9 di ottobre. È una situazione un po' particolare che abbiamo subito rilevato, così sembra più di una coincidenza, come le acque del Piave hanno portato nel 63 la Madonna da noi, creando questa amicizia. Il 9 di ottobre del 2024 le acque del Piave si sono portate via una persona, e quindi così, ecco, la storia soprattutto nei momenti tragici
così ci segna ed è bello e giusto sentirla raccontare da chi effettivamente l'ha vissuta, perché ci porta un valore aggiunto rispetto a quello che poi invece possiamo avere leggendola, per quanto bene sia scritta nei libri di storia piuttosto che in qualche racconto o saggio sull'argomento. Senta, Sindaco Sortoretto, come mai è così preparata proprio della sua storia, la storia di Fossalta? E questi ragazzi, ecco, che vivono questo paese, conoscono questa storia? Perché io ai sindaci faccio sempre l'esame del nome del paese che provengono. Sai, e devo dire la verità che li trovo veramente, fino adesso almeno, tutti molto preparati. Perché loro non sanno che Mirella chiede il nome, come no, Mirella non farmi domande strane, perché non sanno cosa chiedo. Ma io penso che sia importante per un sindaco, quando io chiedo l'origine del nome del paese, che tu sei sindaco, sapere di cosa parlo. E sento che lei ha proprio questa passione, l'ha sempre avuta. Com'è nata questa passione, sindaco? Allora, io sono originaria di Fossalta, quindi sono nata qua, ho sempre vissuto qua. E sono particolarmente legata sia al mio paese, ma perché è il mio paese, perché ci vivo, ci sono cresciuta, ho frequentato qui le scuole, chiaramente fino alle scuole dell'obbligo. Mi sono sposata qui, i miei 4 figli sono nati qui, hanno frequentato queste scuole, hanno frequentato le attività del paese, ricreative, extrascolastiche, lo sport piuttosto che la musica, e questo mi tiene particolarmente legata al mio paese, ci tengo. In effetti la mia missione da sindaco è quella proprio di seguire e far sì che il mio paese riesca a trovare un suo equilibrio, a valorizzare quello che il mio paese può dare, e per cui penso che sia veramente importante insegnare ai ragazzi quella che è la storia del nostro paese. E per l'episodio che vi raccontavo prima del Vajont abbiamo coinvolto anche, che le scuole sono state coinvolte anche in passato, quindi è bello e vediamo che loro sono sempre molto attratti dal conoscere la storia del paese. Questo dovrebbe essere un po', come dire, dovremmo cercare di spingerlo anche di più su quella che è la parte della popolazione un pochino più adulta, perché chiaro, tante persone arrivano da fuori, si insediano in paese e non hanno la storia, ma riuscire a trasmetterla perché si appassionino, perché si leghino, perché frequentino e partecipino alle attività del paese, questo è un obiettivo che sicuramente molto importante. Grazie abbiamo. Sindaco, grazie. Esatto. Allora vediamo come ci Grazie saluta la nostra Presidente Alessandra. Ecco, scusa Alessandra, Silvia Favaro, come ci saluti, con quale messaggio vuoi lasciarci? Lasciamo il posto a Vanna. Io intanto ti ringrazio di questa opportunità che ci hai dato e invito tutti quanti a fermarsi un attimo, ad ascoltarsi e ad uscire proprio dal proprio giardino, perché c'è tanto di bello da poter fare nelle proprie comunità, di poter accogliere persone in difficoltà che magari non hanno neanche il coraggio di chiedere aiuto, e quindi avere questa attenzione e cura verso le relazioni, ecco, mettendoci il termine comune che mi sembra sia venuto fuori più volte, passione in quello che si fa. Passione, grazie a Silvia Favaro, Presidente La Prima Pietra. Andiamo a vedere invece cosa ha fatto, visto che abbiamo visto la natura, gli alberi, il legno, cosa ha fatto Ludovico, costruisce Pinocchio per i 100 anni della bisnonna. Andiamo a vedere e facciamo il cambio con Vanna.
Allora, vediamo questo bambino che sta costruendo questo Pinocchio, che chi è che non si ricorda e che non vorrebbe ritornare a sentire la storia di Pinocchio, penso io, ma soprattutto, guardate, tutti gli arnesi che usa questo bambino, non ha i guanti, i rumori, giustamente Faustino non ha messo musica perché sono i rumori reali di questo lavoro di questo ragazzino, bambino di 11 anni. Ecco, perché? Perché Lorenzetto l'ha accompagnato nel suo percorso. Allora, Vanna, cosa vuoi dire? Questo bambino che sta costruendo questo Pinocchio, eccolo qua, per la bisnonna di 100 anni, con le sue mani, guardatelo, guardatelo, guardatelo. Lui è già sorridente, è una cosa creata da lui. Cosa dici, Ivana? Io dico Mirella, questo è amore e questo è un segnale che noi dobbiamo tenere forte e acceso, dell'amore dei piccoli verso i nonni. Ecco, noi diamoci da fare affinché questo rimanga, anzi diventi ancora più forte. Ma non pensi che questo bambino, è quello che ho detto prima, Vanna, è fortunato a essere nato su quella famiglia, avere questo nonno e questa nonna che io conosco e che saluto, meravigliosi, che gli insegnano il percorso fatto di tradizione, di valori, anche di sacrificio, perché devi impegnarti quando fai le cose. Eppure questo bambino, guardatelo che felice, non è un bambino depresso, non è un bambino triste. Violento. Forse dobbiamo fare questo anche con i tuoi bambini? Sì, allora viva anche quella che è la testimonianza dei diversamente giovani, questi diversamente giovani che tanto hanno ancora da dare a questa società, a questo futuro. Aspetta. E far innamorare i ragazzi, questo è importante. Se io ci metto amore, amore arriva. Allora, Faustino ha detto i vecchi e mia Mirella ha detto no, ho detto perché per me no. L'occhio non invecchia mai intanto, caro Faustino, l'occhio è sempre vigile, vivace, se uno ha la fortuna. La passione che accompagna ancora i diversamente giovani, perché io li vedo nel mondo del volontariato, abbiamo loro, non abbiamo i ragazzi, è quello che mi preoccupa, dobbiamo accompagnarli perché arrivino, prego. Anche qua è un tessuto sociale. Alessandra, la mamma di questo bambino, fa la stessa Martini, fa parte di Scout. I 28 costumi, per esempio, Santa Cristina in prestito va a fare questa manifestazione e c'è un continuo rapporto. Faustino, Ludovico che spacca lame e segreti, fammi un piacere, dammi una mano, tu porti qua che vediamo cosa. E me nel contempo ho messo in moto cosa che ho fatto. E da qua che nasce, dopo il cielo che c'è. Questo, a 11 anni sono al piano. Cioè, purtroppo è un difetto forse che somiglia a qualche altro, che ha tante passioni, però tranquillo e dopo manualità, tutte queste robe qua, però bisogna che qua, sulla scuola, una roba del genere, ma cosa comporta? Enorme CE? Un segreto alternativo. Un trappanetto, insomma no. E guai chi si fa male, guai chi si fa male. È scomparsa questa roba qua. Sentiamo come ci saluta il sindaco, perché ormai il tempo è terminato. Allora, sindaco Sartoretto, come ci saluta? Bene, grazie. No, io vi ringrazio dell'invito e dell'opportunità. Ho sentito veramente tante belle cose oggi, tanti bei ragionamenti, soprattutto sull'unicità dell'essere diversi. All'indomani della giornata dei calzini spaiati, no? Che era ieri e che vedo che viene riproposta sulle scuole come sistema, come metodo per i ragazzini, di far apprendere quanto importante sia il capire che ognuno è unico e ognuno è diverso dagli altri, ma la bellezza sta proprio in questo, e quindi mi auguro che questi segnali nella scuola vengano dati sempre di più, proprio per passare loro un messaggio, insegnare loro una cultura che sia sicuramente più inclusiva, più attenta al soggetto più fragile, a quello che può avere più difficoltà. Ma sono state dette delle belle cose anche rispetto diceva il signore Faustino prima,
la famiglia, no? Tante situazioni di disagio arrivano proprio dalla famiglia, quindi bisogna lavorare, a mio avviso, non solo con i ragazzi che hanno difficoltà e che hanno avuto dei momenti difficili, hanno fatto degli errori, ma bisogna lavorare con le famiglie perché possano non abbracciare nel momento in cui sentono la libertà di abbracciare un albero, ma possono riabbracciare una famiglia che li accoglie, che li sappia gestire. Bisogna e che vedere sia... se c'è però la famiglia, caro sindaco, là è il problema lo grande, so, perché se non bisogna c'è la su questo- famiglia chi vado ad abbracciare? Meglio abbracciare l'albero che non abbracciare certi genitori, Però, dico per io. per questo che bisogna lavorare sulle famiglie, non solo sui ragazzi, bisogna lavorare sulle Sa famiglie. cosa mi ha perché- detto un ragazzo, sindaco? Mi ha detto, sai Mirella che sono confuso, perché ho detto tesoro sei confuso, poi non so più chi è la mia famiglia, ho 3 mamme, 6 Esatto. fratelli, 3 papà, io non riesco più a capirci niente, ho una confusione, tu mi hai detto vai a casa, Non sempre vorrei questo, chiedere su esatto, quale non- casa devo andare Qual- perché veramente esatto. sono confuso. Grazie Non sindaco sempre sono Alessandra positivo Sartoretto questo. di essere Grazie a stata voi, con noi, grazie a voi sindaco di dell'invito, Fossalta di grazie. Piave, grazie. Vanna, come ci saluti? Che messaggio vuoi lanciare? Grazie. Tanto scuola di giardinaggio sicura, si parte, questa garantita con Faustino. Che femo veda il giardiniere. Aspetta un attimo, vai Vanna. Allora, volevo solo sottolineare una cosa, Mirella. Io sono d'accordo con te per la dicitura diversamente abili, agili, eccetera. Infatti mi fa un po' specie che questa associazione AIPD, marca trevigiana, dice proprio questo, Associazione Italiana Persone Down. Dobbiamo già partire da là, dal dare un nome. Allora, io ti ringrazio Mirella, perché tu tieni sempre aperti i riflettori su quella che è il mondo del carcere, il mondo dei ragazzi in pericolo, e con la tua sensibilità possiamo veramente fare la differenza nel tempo. Poi volevo lasciare questo messaggio. Io credo sia importante creare una cultura dell'inclusione e testimoniare, io insieme a te, a tutti, chi ne ha la possibilità lo deve fare. Dobbiamo uscire da quello che è la nostra nicchia. Ogni persona è un mondo, perciò può trasmettere e donare. Abbiamo il dovere. Allora, Grazie. prima di chiudere con questi ospiti, io vorrei far vedere questo video di Sicurtax, di questa imprenditrice veneta che ha creato questo nuovo airbag per le macchine per salvare delle vite. È una grande imprenditrice, una donna che dice devo seminare, raccogliere anche per il futuro dei miei figli, per la comunità. Presenteremo il 13 di aprile, se ci concederanno lo spazio, i sindaci ci concederanno lo spazio, Treviso e Silea, presenteremo con questa grande imprenditrice e la sua famiglia questo nuovo aiuto per salvare le vite, che è un nuovo airbag per le automobili. Guardate. Ecco questa macchina, avete capito come cozza contro questo corpo che fa da paraurti, nel vero senso della parola, che salva le vite. Guardate cosa hanno inventato, in maniera che veramente questa persona riesce veramente, se non altro, a non farsi tanto male. E questo materasso che si apre, che salva quando tu cozzi contro un corpo contundente, che può essere un albero, che può essere veramente anche un palo della luce, perché ci sono troppo morti. E oltre a questo guardiamo anche l'airbag delle motociclette, dove il 13 di aprile raccoglieremo anche le firme. Eccolo qua, per salvare la vita ai motociclisti. Guardate, abbiamo una tecnologia incredibile. Guardate che tecnologia, cosa hanno creato per salvare queste persone. Pensate quante persone si sarebbero salvate se riuscissimo ad avere questi strumenti, perché la scienza, la tecnica e la tecnologia hanno fatto passi da gigante, però qualcuno ancora non ascolta. Sono delle cinture, guardate, semplicissime, dove nel momento che tu cozzi si aprono e questo ti avvolge, vieni avvolto da questa protezione, ma non solo questa, ce ne sono tanti, però purtroppo vediamo che se non c'è l'obbligatorietà non si va da nessuna parte. Noi vogliamo arrivare in Europa con questi sistemi di sicurezza che ci sono e sono anche veneti. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità.
graditi ospiti. Abbiamo Roberto Bruniera, Associazione Botteniga. Fa un piacere enorme avere Roberto qui ospite, tanti volontari, tanto associazionismo, ma conosciamo anche... Giacomo. Cosa? Giacomo Rosin. Giacomo Rosin. Perché qua Giacomo Rosin? Perché l'ha portato Faustino Lorenzetto, perché è uno di quei ragazzi che cava eroi come che dice Faustino Lorenzetto, perché Faustino riesce a trasmettere la passione, intrigare questi ragazzi, fargli capire che ci sono delle cose belle e buone nel percorso della loro vita, anche con sacrificio, ma che si devono fare. Allora partirei proprio da te, Giacomo, perché da quando è arrivata sta passione e perché Faustino Lorenzetto è riuscito a intrigarti? Ma allora, la passione per l'ambiente naturale, gli ecosistemi nasce da sola nella mia vita per via del lavoro che faccio e dalla famiglia da cui provengo. Che lavoro fai? Io sono un giardiniere, lavoro per l'azienda di famiglia, siamo giardinieri paesaggisti. E ho conosciuto Faustino perché frequentando il Sile come amatore, insomma come amatore degli spazi che il Sile offre, sono entrato in contatto con la Boschetta delle Poesie, che è il parco che gestisce Faustino, e ho avuto modo appunto di conoscerlo, e lui ci ha coinvolto, me e tutta un'altra serie di un gruppo di amici insomma, nella sua associazione, e ci ha dato la possibilità di intervenire per curare questi spazi e per gestire questi spazi, insomma. Senti Giacomo, io ieri proprio mi sono un po' meravigliata perché la giornata del bullo, non pensi che stiamo sbagliando tutto, perché diamo ancora più visibilità, li riteniamo anche importanti, che è quello che vogliono loro, invece di fare la giornata del sacrificio, la giornata della riflessione, la giornata della gentilezza. Non pensi che con questo messaggio invece mettiamo ancora più in evidenza quello che vogliono questi ragazzi, che io li chiamo ragazzi semplicemente, che è la visibilità? Cosa ne pensi, Giacomo? Ma anche io credo che dare visibilità, allora sicuramente si dà più visibilità in questo modo alla figura del bullo, però ha una certa importanza anche dare visibilità alla figura del bullo, sicuramente, perché diviene uno strumento per razionalizzare dei comportamenti che sembrano così fuori dal mondo, fuori dal nulla, ma hanno delle motivazioni, e se si fanno le giornate anche in merito all'attaccante, si aiuta a razionalizzare quella figura, a comprenderla meglio e magari anche ad avvicinarsi a un mondo in cui certi comportamenti iniziano a perdere di efficacia, insomma. Poi sicuramente si possono organizzare anche altre giornate riferite ad altre tematiche dalla parte, insomma, del perdente, chiamiamola così, che saranno ugualmente utili, perché alla fine la cosa importante è che ci sia una razionalizzazione di quello che accade, in modo che si smetta di avere paure infondate e insomma terrori che servono solo a complicare la situazione e a renderla ancora più caotica e aumentare la paura generale che si può provare nei confronti di questi fenomeni. Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti e ai telespettatori. Allora, capisco che sono in ritardo, quindi andrò in massima velocità. Posso solo dire ai tuoi ospiti che bravissimi, la natura è vita e la vita viene da lì. Però ti ho telefonato per ricordare un appello, visto che magari forse il tuo giovane ospite si può qualcosa trovare. Ho visto un appello su Rete Veneta ieri sera di due fratelli che attualmente sono a San Biagio di Callalta. Sì, poi facciamo vedere, sì. Sì, questo è un ragazzo che sta, vai tranquilla che lo facciamo vedere, Paola. Perché meritano tantissimo, so che tu puoi far miracoli anche solo. No, miracoli non li faccio, Paola, non posso promettere cose che non faccio. Grazie Paola, vado avanti perché sennò non ce la faccio, ho tanti ospiti e tanti video da fare, tra i quali anche questo che è molto importante. Allora io chiederei anche a Roberto Brunieri i valori, le tradizioni. Tu Roberto ci diamo del tu perché ci conosciamo, facciamo parte del mondo del volontariato, continui con questa bellissima storia del bottenismo,
Botteniga. Ecco, spieghiamo cos'è anche l'associazione Botteniga. Prego Roberto. Allora, io sono presidente dell'associazione Botteniga San Pelaio. San Pelaio. Perché le risorgive nascono a San Pelaio e voglio precisare questo. Che è molto importante. Sì, però vedo che è dimenticato, poco da fare, non lo conoscono nessuno, eppure il Botteniga porta bellezza e storia nella città di Treviso. E servizi ecosistemici. Cos'è? E servizi ecosistemici, aggiungo. Sì. Allora, il Botteniga, come ben sappiamo, si dirama il ponte della Pria e diventa Cagnan della Pescheria, Cagnan della Roggia, diversi canali. Ma sono acqua del Botteniga. Se non ci fosse il Botteniga, Treviso passa solo il Sile, che dopo c'è Divina Commedia, Dante che scrisse, che Cagnan Sile si accompagna, quindi sono acque, ripeto sempre, del Botteniga, dimenticato da tutti. La passione per fare questo quando è nata, Roberto? Nel 2012. Pensate. Ma io sono nato vicino al Botteniga, io abito a San Pelaio, nato nel 1957, così do anche l'età mia. Abbiamo giocato, che là c'era, dove adesso c'è la villa residenziale per anziani, come tipo casa di riposo, no? Una volta c'era la villa, si chiamava Villa Maria, là c'erano i ragazzi che i genitori avevano le giostre, allora venivano a scuola a San Pelaio il periodo invernale, fino a quando giravano per fare l'attività i genitori, no? E quindi si andava a giocare nel Botteniga. Vediamo anche delle foto, perché così il tempo è tiranno, ma vediamo anche le foto che Roberto ci spiega. Prego Roberto Bruniera, lo andavate a giocare là? Sì. E si andava a giocare, e quindi sono passati tanti anni, e poi con alcuni amici di San Pelaio abbiamo creato questa iniziativa e questa associazione al Botteniga. Qui cosa stiamo vedendo, Roberto? Quello è che abbiamo fatto la camminata sulle risorgive del Botteniga, e qua invece la foto che poi ci trasferiamo, siamo sempre a San Pelaio. Questo è le risorgive del Botteniga, che quando facciamo la camminata sul Botteniga, no? E mettiamo le bandierine, mettiamo i fiori, siamo noi dell'associazione che facciamo sta roba qua, non c'è altri, non ci sono altri. E poi ho visto una foto con... Adesso le rimettiamo, ecco qua, questa è un'altra foto. Questo è il Botteniga. Questo è il Botteniga. Sai quando ha messo che tabella? Sarà 4 o 5 anni fa. Prima non c'era niente. Niente. Beh, va tranquillo che ce n'erano poche anche sul Piave. Mormorò non passa lo straniero. Io sono stata una di quelle che ha sollecitato. Ma insomma, ma dai, che ha importanza, ragazzi. Il Botteniga è il numero 1, no? Questo è il percorso. Il Botteniga, vedi come è messo, no? Pieno di sterpaglie, pieno di tutto. La storia che raccontava prima allora Lorenzetto, no? Di pulire, di tenere in ordine con questi ragazzi. Ecco, là, vedi, là c'è la diramazione del Botteniga, ci sono le dighe, qua c'è la manifestazione che abbiamo fatto in Piazzale Costituzione, adesso ci siamo trasferiti invece nel parco in via Gramsci, dove ci sono gli alberi, vedi, abbiamo fatto tutte queste attività. Stai Mirandola, se non sbaglio. Attività qua c'era Sergio Albertini con il suo stand, e che oltre Mirandola che fa il mangiafuoco. Oltre che la camminata qua, mostra degli aerei, sì, quelli. Poi abbiamo c'era mostra delle macchine, quelle qua, storiche. Ascolta Roberto, tutta sta roba i qua giovani, facciamo. ecco, quanti giovani hai nel tuo gruppo? Ce ne sono, sì, no, tantissimi. Sempre i vecchiotti. Sempre i vecchiotti. Sì. Giacomo, come mai pochi giovani nel mondo del volontariato, secondo te? O tutte le associazioni, compresi gli alpini, che cercano giovani, eppure si va nelle scuole, si cerca di trasmettere, di conoscere. Prego. Ma è una domanda da $1 milione, probabilmente questa. Dal mio punto di vista viviamo in tempi in cui la società spinge l'individuo a staccarsi completamente dalla realtà dei fatti, da ciò che è tangibile, e quindi vivendo in questo mondo in cui si è
costantemente inseriti all'interno insomma, come se esistessero due mondi, il mondo reale, il mondo tangibile, il mondo delle risorgive, ad esempio il mondo degli ecosistemi, e il mondo dell'internet, il mondo dei social, che è quello che assorbe, no, tutta l'attenzione. Probabilmente c'è questa mancanza di attivismo da parte dei giovani, che poi bisognerebbe andare a vedere nella realtà dei fatti se esiste effettivamente questa mancanza. Perché dici bisogna vedere se esiste? Perché ci sono tante tipologie di attivismo, non c'è solo l'associazione che va, che so, come l'associazione Monsignor Tognana, a pulire le risorgive. Ci sono varie tipologie di attivismi, c'è l'attivismo politico anche, magari ci sono giovani che si impegnano in questo, o un attivismo che è più legato al mondo della scuola, non lo so, alla vita di tutti i giorni, però ciò non toglie comunque che viviamo appunto in un tempo in cui la società è disattenta alla realtà. Essendo disattenta alla realtà, si distrae all'interno di un altro sistema, che è quello dei social, che è quello di internet, che è quello della festa. Non lo so, in realtà io non so cosa facciano effettivamente i giovani di 16 anni oggi. Quasi mi sento vecchio vediamo anche quello io. che fa, sono pochi rispetto anche a quelli bravi, dico io. Però Giacomo, non pensi che forse loro si sono un po' stancati della lezioncina in classe, anche se serve, che ha servito, stancati. e forse non è tempo invece di portarli all'esterno, fargli toccare con mano quello che è il mondo dell'associazionismo, vedere dove sono più orientati? Perché io non credo, e forse non li intrighiamo abbastanza, perché loro vogliono essere loro i protagonisti, sbagliando magari, ma imparando. Cosa pensi, Roberto Bruniera, di riuscire a portare fuori questi ragazzi, a fargli toccare con mano? Perché l'educazione civica, dove è scritto che si deve fare per forza in classe? Però qua dipende, non lo so, i genitori, non lo so, la famiglia può essere anche, no? Perché se ci sono in famiglia qualche attivista, anche dico io, penso che ci siano anche i figli che li vanno dietro. Se nessuno della famiglia ha questa idea di praticare volontariato, va bene, in casa mia non c'era nessuno che faceva volontariato, per esempio. È nato così tra amici, facciamo qualcosa per il quartiere e abbiamo, ma dopo chi resta? In pochi, non è che dopo il gruppo resta comunque lo stesso, va bene, uno perché è morto, deceduto, uno poverino non sta poco bene, tipo Mazzoleni Stefano, il direttore d'orchestra, no? Che purtroppo è stato poco bene, sennò era con la nostra associazione, diversi personaggi. Però stiamo parlando sempre di una certa età, esatto, Roberto. però i giovani, il problema che dico io. Ho tirato dentro il nipote, per esempio, il mio nipote, e vedo che è molto coinvolto. Mi piace anche la parola, ho tirato dentro, vuol dire che ti ho gatti là, perché da solo non sarebbe arrivato. No, va bene, ci sono anche i genitori, per esempio mia figlia anche viene a darci una mano a preparare quando facciamo anche, oltre che la camminata, poi ci fermiamo e mangiamo. Quindi è anche un'aggregazione non solo del territorio, ma vengono anche fuori da altre persone. Ma perché? Perché noi veniamo da un mondo dove si faceva questo, la festa accompagnata dal buon cibo, c'era socializzazione, aggregazione. Ma vedo che ci sono anche tante famiglie che vengono qui bambini, ma noi facciamo animazione per bambini anche. Giochi per bambini, e allora le famiglie passiamo una giornata in mezzo al verde. Vediamo altre foto di Roberto Bruniera per cortesia, così le commentiamo, che vedevo che prima indicavi delle foto. Questa qua abbiamo fatto nel 2014, vedi, Riviera Margherita. Bello. Perché abbiamo degli artisti anche a San Pelaio, tipo il signor Matteo Cosenza, che è un bravo, poi Socrate. Qua c'è la Befana, facciamo la Befana in Piazzale Costituzione a San Pelaio, che abbiamo donato le calzette ai bambini col vin brûlé, vedi la Befana.
Giacomo, conoscevi questa realtà di Treviso? In realtà io non la conoscevo, Ecco, non la capisco. conoscevo il canale ovviamente. Ho visto. Capsule Red, che c'era Sì. Red Canzian. Una volta che si chiamava e quando suonava. sono venuti a cantare, a suonare, no Red Canzian, ma insomma. Malauguratamente queste realtà si perdono nel rumore di fondo, Esatto. del bombardamento di informazioni. Ecco, quella foto là che hai fatto vedere era in piazzale, Riviera, cos'era? Riviera Margherita, però era i Giardini Sant'Andrea, i quadri, no? Che abbiamo visto. Ci hanno invitato, ecco, secondo me anche l'amministrazione, prima c'era, lasciamo stare la politica, però quando c'era Treviso in fiore, Treviso d'estate... Antonio De Marco. Cosa? Antonio De Marco era presidente Treviso in fiore. Non so chi c'era, so che c'era Camolei, no? Lui era assessore, coinvolgeva tutti, ripeto, lasciamo stare la politica, però coinvolgeva tutte le... Tanto lascia stare, perché è da loro che devi chiedere il suolo pubblico, Sì, se non te lo danno, mica sanno stare tanto politica. Però che uno dopo dice, ma te sì dentro, no, siamo stare qui, io come presidente dell'associazione vorrei precisare, lasciamo stare la politica, dopo che ci invitano a fare questo, a fare quello, ben venga, come adesso, come hai detto te, che per avere l'autorizzazione bisogna che te vai bussare a porta in comune, non te puoi dire E no, anche pagare perché... pagare anche sì. l'autorizzazione. Ecco, io penso invece che non dovremmo pagare niente nel momento che facciamo volontariato e cerchiamo di contribuire alla bellezza delle città. Coinvolgevano, ecco, secondo me anche questa amministrazione ho visto che non coinvolgono, per esempio l'associazione Botteniga mai stata coinvolta, per fare delle attività, coinvolgere anche sul mondo dentro le porte di Treviso, non l'ho visto. L'ho visto invece tanti anni fa, Treviso in fiore, Treviso d'estate, coinvolgevano... Treviso Viva. Adesso non mi ricordo. Comunque siamo sempre stati coinvolti e quei quadri là, perché siamo stati invitati, ecco, l'associazione Botteniga veniva ricordata di più. Allora, Giacomo, come abbiamo sentito da Roberto Brugnera, bisogna coinvolgere, bisogna partecipare, però non è sempre semplice e non è semplice soprattutto perché se non vieni coinvolto non ti conoscono, è là il problema grande. Allora io ho messo in piedi queste associazioni, abbracciano le associazioni, Roberto è un coordinamento di associazioni che partecipano a questi eventi che vengono fatti, ne faremo uno il 13 di aprile lungo tutto l'Arestera, da Treviso a Sileo, da Sileo a Treviso vedremo, naturalmente familiari italiani vittime della strada ha chiesto il permesso perché sono loro i promotori di questo evento e proprio per coinvolgere le associazioni, perché vedi Roberto, hai detto una cosa importante, vorrei sentire anche Giacomo cosa ne pensa. Il problema è che tu devi coinvolgere tutti, non scegliere. Non decidere tu chi parteciperà. Se io sono regolarmente iscritto alle associazioni, c'è un albo, tu devi mandarmi una mail. Dopodiché decido io se partecipare o meno con risposta. Ti do l'adesione, ma tu mi devi coinvolgere perché io ho diritto di essere come le 7 sorelle, perché qui abbiamo le 7 sorelle, sono quelli che hanno il campanile più alto oppure quelli vicino magari anche politicamente, ma è sempre stato così. Noi invece abbiamo bisogno di esserci con tutte le associazioni, perché il mondo del volontariato è fatto anche da quelle piccole associazioni che però si impegnano tanto e danno veramente un contributo al paese, alla città, di essere visitato. Giacomo, cosa ne pensi? Io penso che siano parole sante, come dice Faustino, la rete vince su tutto. La rete è l'unico modo attraverso il quale anche associazioni piccolissime possono arrivare ad avere impatti enormi sul tessuto sociale. E in più poi è anche un modo, la rete può gestire sicuramente molto meglio i problemi delle burocrazie che magari rendono gli eventi più complicati da realizzare, ma anche la possibilità di entrare nelle scuole e portare fuori i ragazzi. Sicuramente la rete è una cosa che riesce a fare
molto più efficacemente della singola associazione. Comunque il 13 di aprile noi stiamo cercando di invitare le associazioni che hanno piacere di partecipare, perché non è questione quella sicurezza stradale, io cosa c'entro? No, c'entra, perché dobbiamo essere tutti per uno, uno per tutti. Una volta ci si muove per la sicurezza stradale, una volta ci si muove per le tradizioni, una volta ci si muove per le sanità, ma tutti uniti, perché la squadra deve funzionare così, Roberto Brugnera. Non c'entra, ma io mi occupo di un'altra cosa. Ma cosa c'entra? Quel giorno dai visibilità anche alla tua associazione, ti fai conoscere, partecipi e formi comunità. Quello che si faceva una volta, prego. Come per esempio il Tiramisù Day, che ci hanno invitato. Vedi? A partecipare quando, come posso dire, consegnavano le vaschette del tiramisù, e qualche componente dell'associazione ha dato un aiuto. Per esempio anche ci hanno coinvolto anche sulla passeggiata prima del Tiramisù Day, che abbiamo il nostro cicerone del quartiere dell'associazione, spiegava il percorso del fiume Botteniga. E insomma una bella realtà quando c'è il Tiramisù Day, e questo dovrebbe essere per tutti, ecco. Le associazioni devono essere coinvolte e farsi, come hai detto tu, farsi conoscere. Allora vediamo anche questa locandina Villa Manfrin, così spiegherà cosa sarà, cosa ci sarà. Prego, andiamo a vedere questa locandina, cosa ci sarà, Roberto? Allora, ci siamo trasferiti perché farlo 2 volte all'anno a San Pelaio, insomma, dopo bisogna anche uscire. Allora, dall'anno scorso, che abbiamo ricavato della camminata sullo Storga, no? E l'anno scorso era devoluto a papà Roberto, che siamo venuti qua, ci ha invitato. Quest'anno invece abbiamo pensato a Veneti schiacciati dalla crisi. Ma pensate, è il 2025 per Mirella e i volontari è favoloso. L'altro ieri abbiamo avuto l'attestato della Croce Rossa Italiana per questa collaborazione che abbiamo fatto assieme. Adesso Roberto dice che ci sarà questa importante domenica per i Veneti schiacciati dalla crisi. C'era un altro, mi sembra, che avevo inviato, perché questo era... Adesso vediamo se trovano altre. Prego, spiega intanto. Allora, niente, il 1° giugno, che è di domenica, facciamo questa camminata. Il percorso, adesso non sto a elencarlo il percorso, comunque sono 5 chilometri dentro allo Storga, dentro in provincia, e poi... Ecco, rivediamo questa locandina perché non ne trovano altre, perciò il 1° giugno. E poi partiamo il Parco degli Alberi Parlanti, attraversiamo Villa Manfrin e dopo andiamo dentro allo Storga, il Parco dello Storga. Intanto ti ringrazio, Roberto. Il 1° giugno di domenica invito tutti di venire. Ecco, questo molto importante, grazie veramente. È il devoluto, ripeto, va ai Veneti schiacciati dalla crisi. Oh, finalmente oltre le 7 sorelle c'è anche l'ottava che esce, ogni tanto esce l'ottava sorella. C'era quella prima, ecco, questa sim, questo sono quelle quando camminiamo, troviamo queste, la chiesetta, che non ricordo il nome, come si chiama? Chiesetta dove ci sono... I bambini, la chiesetta dei bambini, ecco, sì, è vicino, vicino alla Villa Manfrin. Chiesa Madonnetta. La chiesa della Madonnetta. Chiesa della Madonnetta. Dove ci sono tutti i nomi dei bambini segnati. Esatto, che ha fatto Tu pensa che dopo tanti anni di abbandono, e me ne vanto di questo, quando si ricordava il 7 aprile, io mi sono ricordata tanti anni fa di questi bambini e ho fatto riaprire la chiesetta. Dopo per fortuna hanno continuato il percorso, però lo dico perché era storia vera e Giacomo pensavo, sì, tutto in Piazza dei Signori, ma abbiamo anche questa chiesetta della Madonnetta che ricordava i nostri bambini ed era giusto aprirla. Mi sono fatta dare le chiavi e dei bambini, sì, abbiamo aperto, abbiamo portato dei fiori, anche se non sono sepolti là, ma è il loro ricordo, questa chiesetta. Abbiamo anche lasciato volare delle colombe. Wow. È stato bellissimo, mi piacerebbe trovare ancora quelle immagini, ma le troveremo proprio per ricordare che ci sono altri luoghi, come fa capire Roberto, ecco, che ci sono, scusa che
vale la pena di essere ricordati e valorizzati, però da quell'anno, tutti gli anni, la chiesa della Madonnetta veniva aperta e venivano ricordati i nomi di questi bambini che non per volontà sua, con queste guerre che continuano, perché si trovavano nel posto sbagliato, nel momento sbagliato e sono morti. Perciò io penso che la storia continua. Cosa ti sembra di questa storia, Giacomo, che non ne veniamo fuori, di queste guerre, di queste fragilità, ecco, di queste persone che non hanno nessuna colpa, ma solo per l'arivismo di qualcuno, per questi territori, ecco, di invadere, di diventare sempre più forti? Cosa ne pensate voi giovani? Cosa ne pensiamo noi? Beh, io non mi sento di parlare per tutta la mia generazione, prima di tutto, che è una cosa essenziale. Io di mio penso che servono nuove narrazioni collettive che ci permettono come società di diventare qualcosa di diverso rispetto ad oggi e smetterla di percepire il mondo come, insomma, un grande bacino dal quale continuare ad assorbire, a prendere, a sottrarre il più possibile. E che appunto questa cosa che accade, che continua ad accadere ormai da secoli, debba finire, debba rallentare. Tutti noi dovremmo fare un grande respiro e allontanarci da questa attrazione quasi morbosa verso l'utile, il profitto, l'accumulazione di grandi capitali. E in questo modo, insomma, allontanandoci, riuscire ad avere un maggiore contatto con quello che dicevo prima, quindi con la realtà evidente, smetterla di vivere in un mondo che di fatto diventa sempre più finto, sempre più caotico, tramite la valorizzazione dei nostri luoghi, delle nostre storie, delle nostre tradizioni, una riconnessione con quello che eravamo qualche secolo fa, insomma. Anche perché cambiano gli strumenti, ma i morti sono morti, cioè è inutile che ce la giriamo. In genere cambiano gli strumenti, diventano sempre più brutali. Quindi... E le persecuzioni, ecco, le sofferenze, le torture non terminano mai. Quelle sono fatte dalle mani dell'uomo, purtroppo, quelle non cambiano mai. Certi strumenti cambiano, ma la malvagità non ha colore e non cambia. Roberto, come ci saluti? Roberto Bruniera, cosa vuoi dire? Allora, ringrazio intanto per l'invito. A proposito, questo papà che ti ho invitato, com'è andata la storia? Hanno trovato la casa? Sì, hanno trovato casa. Mi fa piacere. Sì, perché ci sentiamo. Tutto bene comunque? Sì, mi faceva piacere saperlo. Bene, e quindi la sento anche molto, molto bene. Allora vediamo se riusciamo a vedere questo filmato, chiederemo anche a Roberto Bruniera, anche al nostro Giacomo, se riusciamo a trovare casa a questo uomo. Andiamo a vedere che è stato sfrattato con i suoi cani, con i suoi animali meravigliosi. Vorrei che qualcuno ci aiutasse, cerchiamo in affitto un appartamento dove stare con i cani. Un po' di giardino sì, ma quello, cioè, se c'è il tetto e magari che non escano in strada. L'unico pensiero di Danilo è per loro, per questi 5 cani che da tempo sono la sua vera grande famiglia. Pur di non lasciarli, il 59enne ha dormito con le bestiole in macchina per diverse notti in una Fiesta Rossa diventata una sorta di monolocale. Sei bravissimo. Danilo con il fratello Luca ha vissuto per 12 anni in un appartamento di San Biagio di Callalta, poi la fine del contratto e qualche mese in garage. La signora che è subentrata perché ha comprato l'immobile e ci ha permesso di stare 2 o 3 mesi in garage, dove dormivamo in garage. Poi è successo quel fatto del signore che è morto nel garage a Treviso e la signora non si è più fidata a lasciarci vivere là. Ora i 2 fratelli, Luca un lavoro stabile, Danilo paziente oncologico con una pensione di invalidità, hanno trovato alloggio in un residence di Breda, 900 euro al mese, e qui come altrove i cani non sono ammessi, per questo l'uomo dorme in macchina. È un po' complicato perché tante case sono arredate, non vogliono che gli rovini i pavimenti o sai, i cani grattano, mordono. Loro no, però succede, insomma. La storia di Danilo
Danilo sta mobilitando in tanti, non solo sui social. Nora è una residente di San Biagio. Siccome siamo qui della zona, stiamo provando a cercare la situazione. Capisco benissimo anche io, avendo un cane gatto, che ho cercato un anno appartamento quando l'ho cercato, quindi è difficile. Il passaparola è iniziato, mentre il comune di San Biagio ha trovato una prima soluzione affidando i cani al canile di Roncade, ma solo per la notte. L'importante è la salute del signor Danilo, ma non di meno i suoi animali, che sono una famiglia per lui. Il signor Danilo appunto dormirà al sicuro, speriamo già da stanotte, cosa che appunto il signor Danilo ci ha confermato, e chiaramente i cani in sicurezza, quando poi di notte e di giorno potrà andare a recuperare, a farli sgambare, è cosa importante. Si cercano soluzioni, tutte però a misura di cane. Danilo su questo è chiaro. Se stai male, hai una giornata storta, qualcosa, lo vedi scodinzolare o ti appoggia il naso alle ginocchia, si struscia un po'. Non passa tutto perché non fa passare la malattia, però cambi l'umore e ti fa star bene. Quindi troviamo, cerchiamo una tana. E noi cercheremo la tana. Grazie ai miei ospiti, grazie. Adesso andiamo a sentire un po' di musica con Gianni Dego. Andiamo a sentire, ciao. Se